Nel sommario di oggi, manifestazioni di pace in tutta la nostra provincia, studenti in corteo, lavoratori fermi per 5 minuti e a Treviso fiaccolata in Piazza dei Signori. Della gente l'interrogativo sembra dipanarsi in favore di uno scontro armato. Ciononostante, per tutta la giornata di oggi sono proseguite manifestazioni pacifiste, massiccia mobilitazione stamane anche del mondo studentesco in tutta la nostra provincia. In particolare a Conegliano sono scesi in piazza migliaia di giovani. Daniela Brussato. Erano tantissimi, forse 3.000 gli studenti che stamane hanno manifestato in piazza Cima a Conegliano contro la guerra nel Golfo, provenienti dai licei, dall'Ipsia, l'ITIS, il Marco Fanno per ragionieri, l'istituto turistico, la scuola per segretarie d'azienda, ma giunti anche da Vittorio Veneto e Pieve di Soligo, una massiccia presenza di giovani che hanno gridato contro l'assurdità di uno scontro bellico, un modo per dimostrare di non essere indifferenti dinanzi ad un'eventualità sempre più vicina e sempre più angosciante. Io ho paura perché semplicemente ho tanti amici, ho gente più grande, ho paura che questa guerra duri e che sia possibile un intervento per l'Italia e che si abbiano le più tragiche conseguenze. Ecco. Noi non sappiamo che cosa sia direttamente una guerra perché siamo molto giovani, i nostri genitori probabilmente sanno già qualcosa più di noi. Per te che cosa vuol dire una guerra? Sono d'accordo con quello che ha detto il mio compagno e noi abbiamo paura di questa guerra, non sappiamo che cos'è perché non l'abbiamo mai vissuta, però diciamo, è inammissibile che in questo periodo di civiltà e di progresso si parli ancora di guerra. Che cosa possono dire i giovani dinanzi alla guerra? Solo opporsi, diciamo, una cosa del genere. Diciamo, ci sono stati precedenti e i vecchi ci possono dire cosa è stata la guerra, non penso che bisogna assolutamente ricadere, anche perché non si deve credere che sia un conflitto limitato, cioè sarà questione di poco coinvolgere anche gli altri paesi. Chi è che ha maggiori responsabilità? Adesso le responsabilità cadono su tutti quanti a questo punto, perché siamo immischiati tutti quanti, le responsabilità dovevano prendersele prima e cercare di fare qualcosa prima. È ingiusto che degli innocenti paghino per il gusto di quattro potenti che vogliono combattere, insomma non è giusto. Ho visto nei vostri slogan, avete scritto vogliamo la pace, che cosa significa per un giovane la pace oggi? Ma è difficile da dire, la pace forse è proprio quello che stiamo facendo qua noi adesso tutti insieme. Avete scritto un cartello qua, i giovani non conoscono la guerra e non la vogliono conoscere, che cosa rappresenta per voi questa guerra? Diciamo la guerra è sempre un'espressione dell'odio dell'uomo, c'è l'odio che dentro di sé lo esprime nella guerra, in tutte guerre diciamo non soltanto come nel Golfo ma ogni giorno nella società, con le varie discriminazioni, con la mafia, la camorra e quindi questo è un segno di cambiamento. In tutti gli eventi storici drammatici, la voce del movimento studentesco non ha mai mancato di farsi sentire in ogni luogo del mondo. Erano davvero molti anni che non si coglieva tanto interesse e tanto bisogno di condividere, esorcizzandole, le proprie paure. La manifestazione di oggi, a poche ore dallo scadere dell'ultimatum, è un segno positivo di quanto lo spirito idealistico che spinge a scegliere sempre e comunque la pace non si assopisce mai e riemerge con forza quando essa è particolarmente minacciata. Altre manifestazioni studentesche sul problema della pace comunque si sono svolte stamane in tutta la provincia. Anche Treviso comunque ha risposto compatta all'appello delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Piazza dei Signori alle 18 si è riempita di persone e di torce per un disperato messaggio di pace e di dialogo. Giovanni Scomparini. Treviso in piazza questa sera con un unico slogan no alla guerra, una manifestazione che ha visto la partecipazione di numerosi giovani. A meno di 12 ore dall'ora X, sempre più probabile, le tre organizzazioni confederali CGIL, CISL e UIL hanno organizzato questa manifestazione per dare voce alle speranze di pace dei trevigiani e per dire ancora una volta no alla guerra. Mi sentivo di fare questa manifestazione perché è un problema che più o meno tocca a tutti da vicino e siamo tutti toccati perché molte persone, ad esempio mio cugino è stato richiamato per la leva. La mia idea è quella della pace a qualunque costo, anche perché ogni problema, se si ha la costanza, si può risolvere con metodi pacifici. È ora di dire basta, basta perché siamo stufi di queste situazioni, insomma. E penso che comunque la presenza di molti giovani così sia importante e fondamentale. Piazza perché questa sera?
Per la pace. Per una cosa splendida che è un pochino in pericolo. E cos'è? È la pace. E cosa si può fare per non fare la guerra? Innanzitutto bisognerebbe che qualcuno lo volesse davvero. E qui si parla ad alti livelli. Per quel che riguarda noi, essere qui in piazza ed essere in tanti. Basta una fiaccola? Se sono una, no di certo, la mia magari no, però se sono tante, sì. È possibile ancora fermare la guerra? Penso che si fermerà anche indipendentemente dai due leader mondiali, quelli che vorrebbero scatenarla. Dopo la manifestazione di questa sera, il Comitato contro la guerra di Treviso ha tenuto una veglia silenziosa sempre in Piazza dei Signori fino alle ore 21. Domani mattina gli studenti delle scuole medie e superiori sono invitati alle ore 9 in piazza per discutere dei problemi della pace e della guerra.